Si è svolta nella mattinata di mercoledì 26 aprile, presso il municipio di San Vendemiano, la conferenza stampa di presentazione delle finali School Cup 2017, che si svolgeranno a San Vendemiano sabato 29 aprile. Delle oltre 600 squadre iscritte all'inizio dell'anno scolastico, dopo accesa disputa delle fasi eliminatorie, le migliori 54, di cui 18 per ciascuna delle classi parallele delle 43 scuole medie della provincia di Treviso e Belluno, si contenderanno il titolo di squadra campione Galilei School Cup 2017. Ai microfoni di Radio Conegliano e Veneto Globe, Domenico Mucci, responsabile del settore scuola Federazione Pallacanestro, che da 21 anni gestisce la manifestazione. Filippo Borin, presidente del Comitato Provinciale di Treviso della Federazione Italiana Pallacanestro, e Roberto Chiarotti, coordinatore educazione fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto è maggiorenne, compie 21 anni quest'anno, siamo partiti nel lontano 1996 e siamo partiti con 30-35 squadre, quest'anno siamo 612, un'enormità. Divise su 2 province, sono 530 circa quelle di Treviso e le altre sono della provincia di Belluno. A questa finale di San Vendemiano parteciperanno 54 squadre di 14 scuole diverse. All'inizio erano 42, adesso ci sono delle scuole che ovviamente non hanno squadre ammesse a questa finale, sono state eliminate prima. Ha avuto una crescita enorme che, ripeto, l'avevo già accennato prima, andrebbe forse un attimino contenuto nei numeri, nella partecipazione per avere proprio una garanzia assoluta di controllo, perché i numeri ti si presentano per la prima fase 500, 600 ragazzi, 700 delle volte che giocano e le squadre sono di 4-5 bambini, quindi sono tantissime quelle che di volta in volta devi gestire nelle varie palestre che ti mettono a disposizione le società. La collaborazione con la Rucker Sanve e con la Benetton Basket è una collaborazione che nasce quest'anno recentemente per quanto riguarda la Rucker, per quanto riguarda la Benetton e Verde Sport nasce ben 21 anni fa e quindi è, diciamo, un rodaggio già acquisito. La garanzia di queste 2 società sportive per noi è sinonimo di qualità, proprio per la loro professionalità che hanno dimostrato in questi anni. Non ultimo recentemente nell'edizione provinciale del Joy in the Game che si è svolta qui a febbraio a San Vendemiano, che è stata una delle edizioni sicuramente meglio riuscite degli ultimi anni, proprio perché entrambe le società mettono in disposizione il meglio di quello che è la loro struttura organizzativa in termini di persone, quindi la qualità in questo caso fa la differenza. È sicuramente uno degli eventi più importanti a livello proporzionale della pallacanestro sul territorio, anche perché, come si diceva, all'interno delle squadre solamente 2 sono i giocatori, possono essere i componenti della squadra che sono tesserati e che praticano a livello agonistico il basket con qualche società. Quindi è una forma proprio di promozionare della pallacanestro a 360 gradi, perché coinvolge anche ragazzi e ragazze che non hanno mai praticato questo sport e quindi può dar loro anche la possibilità di appassionarsi a questo sport, e i risultati si vedono, perché dobbiamo dire che i numeri del movimento giovanile, perlomeno per quanto riguarda la provincia di Treviso, sono in crescita. Stiamo lavorando per far aumentare la partecipazione per quanto riguarda le ragazze, perché purtroppo su questo fronte abbiamo una concorrenza molto accesa soprattutto per quanto riguarda gli amici della pallavolo, ma su questo come federazione ci stiamo impegnando per riuscire a coprire anche questo piccolo neo che c'è in questo periodo. Il progetto sono i campionati studenteschi, dove coinvolge tutte le discipline sportive. Per quanto riguarda il basket abbiamo questa collaborazione con la Federazione Pallacanestro, quindi questo 3 contro 3 provinciale che riguarda praticamente tutte le scuole di Treviso, almeno più di 40 scuole di Treviso partecipano. Ad ogni manifestazione, quindi prime medie, seconde medie e terze medie, partecipano anche 10 cioè 10 squadre della stessa scuola, quindi una manifestazione che coinvolge veramente la scuola intera. Passiamo da 50-60 ragazzini di prima media, 50-60 di seconda e altrettanti. Il progetto sono i campionati studenteschi, dove coinvolge tutte le discipline sportive. Per quanto riguarda il basket abbiamo questa collaborazione con la Federazione Pallacanestro, quindi questo 3 contro 3 provinciale che riguarda praticamente tutte le scuole di Treviso. Almeno il progetto sono i campionati studenteschi, dove coinvolge
coinvolge tutte le discipline sportive. Per quanto riguarda il basket abbiamo questa collaborazione con la federazione pallacanestro, quindi questo 3 contro 3 provinciale che riguarda praticamente tutte le scuole di Treviso, almeno più di 40 scuole di Treviso partecipano. Ad ogni manifestazione, quindi prime medie, seconde medie e terze medie, partecipano anche 10 cioè 10 squadre della stessa scuola, quindi una manifestazione che coinvolge veramente la scuola intera. Passiamo da 50-60 ragazzini di prima media, 50-60 di seconda e altrettanti di terza, che però prima hanno fatto una fase di qualificazione, quindi l'intera scuola gioca a pallacanestro nei mesi da dicembre a marzo-aprile, quando realizziamo la finale, per dare spazio veramente a tutti e insegnare la pallacanestro, sia ragazzi che ragazze, perché anche femminile ha una notevolissima partecipazione, quindi veramente uno sport molto partecipato. Allora, la finale è adesso il 29, poi le prime 2 squadre delle terze medie, maschili e femminili, andranno ai regionali che organizzeremo insieme a Benetton Basket l'11 di maggio. L'11 di maggio in Ghirada facciamo questa finale regionale a cui partecipano tutte le province del Veneto e quindi ci saranno 14 squadre per ogni categoria, ci sono scuole medie e scuole superiori, maschili e femminili, per un torneo che poi avrà anche una prosecuzione nella fase nazionale, perché ci sarà un 3 contro 3 nazionale.